La solennità del Natale prende luce dal mistero pasquale del Signore Gesù morto e risorto per salvare l'umanità. Oggi noi celebriamo il risorto facendo tuttavia memoria della sua nascita nella carne. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, ci ricorda l'Evangelista Giovanni. Gesù è colui che il profeta Isaia ha annunciato, il messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che passò beneficando e risanando tutti coloro che erano sotto il potere del male. È questa l'opera di Gesù Cristo, è l'opera che Egli compie anche oggi. Ci disponiamo all'incontro con Lui, Figlio di Dio fatto uomo, e iniziamo la celebrazione con il canto d'ingresso Venite fedeli.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Benvenuti cari fratelli e sorelle a questa celebrazione del Natale del Signore. Nonostante i condizionamenti, nonostante le difficoltà che viviamo in questo tempo, celebriamo il Natale non solo per una formalità, ma convinti che la memoria salvifica della venuta del Signore e della sua incarnazione sia ancora e sempre l'annuncio della nostra salvezza, l'annuncio della nostra speranza. Prepariamoci a vivere bene questo momento, anzitutto chiedendo che il Signore prepari i nostri cuori, purificandoli per un incontro fecondo con Lui. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucarestia riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e uniamoci sotto la potente mano di Dio, perché ci esalti nell'ora della sua visita. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano Vescovo e di tutti i Santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Laudamus Te. Adoramus Te. Gratias agimus Tibi, propter magnam gloriam Tua. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus
nobis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patri. Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Tutta la terra ha veduto la salvezza
cetra il suono di strumenti a corde, con le trombe al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedete alla destra della maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli, quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? E ancora, io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio? Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: lo adorino tutti gli angeli di Dio. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio,
Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre. È Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Ieri mattina, alla fine della celebrazione di un funerale, uscendo dalla chiesa mi si è accostata una signora che stava lavorando sull'albero che abbiamo qui sulla sinistra, la mia sinistra, e mi dica una frase da appendere all'albero. Volentieri, rispondo. Scriva: Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Sono le parole di un canto molto semplice che tutti abbiamo cantato almeno qualche volta, ma non sono parole inventate recentemente, bensì parole elaborate e ripetute dai grandi padri della Chiesa dei primi secoli, contemplando stupiti e meravigliati l'evento meraviglioso e insieme quasi incredibile del farsi uomo del Figlio eterno di Dio in una stalla di Betlemme, e cercandone il significato profondo, essi ripetutamente dettero questa risposta: è uno scambio meraviglioso, admirabile commercium. La nostra debolezza, come canteremo nel prefazio, la nostra debolezza è assunta dal Verbo e l'uomo mortale è innalzato a dignità perenne, e noi, uniti a Lui in comunione meravigliosa, condividiamo la sua stessa vita divina. Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Ed è quanto ci dice lo stupendo testo evangelico che abbiamo appena ascoltato, il cosiddetto prologo di Giovanni. Come sapete, a Natale la liturgia ci propone 3 messe, 4 se facciamo anche con quella della vigilia, quella della notte,
quella dell'aurora e quella del giorno. Le letture delle prime 2 messe ci raccontano la nascita del Figlio di Dio nel tempo, nella capanna di Betlemme, e la visita dei pastori. Le letture della terza messa, questa che stiamo celebrando, in particolare il Vangelo, ma anche la seconda lettura tratta dalla lettera agli Ebrei, approfondiscono l'evento risalendo alla stessa vita intima di Dio. Dio Trinità. In principio, e colpisce che le parole del prologo inizino con le stesse parole del primo libro della Bibbia, la Genesi, in principio. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Ma a partire da queste altezze che danno vertigine solo al pensarle e di fronte alle quali il cuore si spaura, come dice Leopardi nella poesia L'Infinito, qui sì, si spaura. Se non fosse il Dio che poi si rivela nella grotta di Betlemme, di fronte alle quali il pensiero si spaura e il cuore si spaura, il pensiero ammutolisce. A partire da queste altezze il prologo di Giovanni scende sulla nostra terra, e il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Evidentemente non venne per un periodo, che so io, di ferie o di scampagnata, ma venne per illuminare ogni uomo. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E questa luce consiste anzitutto nel rivelarci il volto di Dio. Dio, abbiamo sentito le parole finali del prologo, Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre e ha piantato la sua tenda in mezzo a noi, è Lui che ce l'ha rivelato. Ce l'ha raccontato, sarebbe più esatto tradurre, ce l'ha raccontato con la sua parola, con la sua vita, con la sua morte e risurrezione. Ma non è soltanto rivelativa la missione del Figlio, del Verbo che si fa uomo, è anche divinizzante, come abbiamo detto. Dio si è fatto come Lui per farci come Lui. E Giovanni precisa, a quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. È un potere che non abbiamo in proprio nel modo più assoluto. Eppure Dio ci dà questa grazia di partecipare alla sua stessa vita divina. Siamo davanti a una tra le pagine più forti di tutto il Nuovo Testamento. Non è certo l'unica, ma sicuramente una delle più profonde e delle più provocanti. Non da sangue, non da volere di carne, non da volere di uomo, non cioè per le nostre risorse, ma da Dio sono stati generati coloro che lo accolgono e ricevono in loro un seme di immortalità e di vita divina. Cari fratelli, nel ritornello al Salmo abbiamo cantato così: tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. In questo momento tutta la terra vive una situazione di buio, di tremenda esperienza di vulnerabilità. Un'esperienza che può certamente portare al pessimismo, allo scoraggiamento e alla rassegnazione. A dire cioè che brutta roba è la vita dell'uomo così esposta alla precarietà. Una precarietà che sembra ridurre in cenere tutte le promesse, tutti i desideri e le attese. La parola del Vangelo e delle altre letture che abbiamo ascoltato ci invita invece a reagire a questi sentimenti di scoraggiamento e di rassegnazione che tutti possiamo provare,
che molti provano, a reagire e a far crescere dentro di noi, a lasciar crescere dentro di noi la certezza che se Gesù è con noi, quel Gesù che è irradiazione della gloria del Padre e impronta della sua sostanza, come dice la lettera agli Ebrei, anche la nostra vita, pur fragile, debole e caduca, non è destinata al nulla e alla perdizione, ma alla comunione di vita con colui che ci ha creato, redento e salvato. Questa consapevolezza non deve trasformarsi in fiducia superficiale o irrazionale o presuntuosa, ma deve diventare piuttosto sempre più umile e riconoscente partecipazione all'amore stesso di Dio. Figli di Dio, per grazia, figli riconoscenti e fiduciosi, figli che diffondono il suo amore a tutti gli altri uomini, riconosciuti non come degli estranei, ma come fratelli. Dalla fede nel Figlio che si è fatto carne scaturisce dunque una vita nuova, vita appunto filiale e fraterna, vita nella pace autentica, quella pace annunciata dagli angeli. Gloria a Dio e pace in terra hanno annunciato gli angeli agli uomini che Dio ama, amati del Signore. Chiediamo, fratelli e sorelle, chiediamo allo Spirito del Signore che ci doni occhi di fede e cuore da figli, cuore di fratelli. Allora anche il momento di fatica e di tribolazione che stiamo vivendo si trasformerà e potrà diventare esperienza di vita, di speranza e di amore. Rinnoveremo tra poco la nostra professione di fede. Durante le parole del credo che ricordano l'evento dell'incarnazione che oggi celebriamo, ci metteremo in ginocchio per qualche istante, in piedi. Credo in un solo Dio, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione. Fratelli e sorelle, in questo giorno santo nel quale esultiamo per la nascita del Figlio di Dio, irradiazione della gloria del Padre e luce vera, rivolgiamo a Lui la preghiera che scaturisce dalla nostra fede.
Preghiamo insieme e diciamo: Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Cristo, parola che orienta il Padre, rivolge a Lui gli occhi degli uomini e delle donne di oggi, spaventati e provati dalla pandemia in corso, e fa loro ritrovare fiducia e speranza. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Cristo, parola che illumina le tenebre, sii sulle labbra del Papa Francesco e di tutti i pastori della Chiesa, per guidare l'uomo alla scoperta della fede in un mondo che sembra aver perso la gioia di incontrarti e di sperare in te. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Cristo, parola apparsa nella fragilità umana, mostrati certezza nei nostri dubbi, compagnia nelle nostre solitudini, coraggio nelle nostre paure. Noi ti preghiamo. Cristo, parola di grazia e di verità, accompagna giovani e adulti nel rispondere al tuo amore, servendo te nella Chiesa e ogni fratello e sorella nel segno della carità fraterna. Noi ti preghiamo. Cristo, parola che rivela il Padre, rivelati nel povero che trova giustizia, nei popoli che trovano pace, nei malati che trovano guarigione. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo. Signore Gesù, Verbo del Padre, sei venuto in mezzo a noi per condividere la condizione umana e darci il potere di diventare figli di Dio. Dalla tua pienezza donaci grazia e verità perché le nostre azioni siano feconde di bene, tu che vivi e regni per i secoli dei secoli. La liturgia di questo giorno ci fa riscoprire la grande gioia che viene dal Figlio di Dio che si è fatto uomo per noi e che abita nel nostro cuore. Con gratitudine portiamo all'altare il pane e il vino, sono l'offerta della nostra umanità al Padre perché Egli continui a donarci in questi segni la vita stessa di Cristo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore deve dare le tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Nel Natale del tuo Figlio ti sia gradito, o Padre, questo sacrificio, dal quale venne il perfetto compimento della nostra riconciliazione e prese origine la pienezza del culto divino per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui oggi risplende in piena luce il sublime scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo, la natura mortale è innalzata a dignità perenne e noi, uniti a te in comunione mirabile, condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica
questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro,
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Io sarò salvato. La Santa Comunione verrà distribuita, oltre che davanti all'altare della celebrazione, anche presso gli altari delle navate laterali. Accostiamoci con ordine al ministro più vicino.
Preghiamo. Dio misericordioso, il Salvatore del mondo che oggi è nato e nel quale siamo stati generati come tuoi figli, ci comunichi il dono della vita immortale per Cristo nostro Signore. Come ci ha già ricordato il nostro Vescovo, il Presepe, quest'anno è stato opportuno, prepararlo, non nel posto tradizionale, ma sopra l'altare della pietà, e assieme c'è anche l'albero, dove invitiamo così con libertà, come ci è stato un po' ricordato, a condividere una preghiera, un pensiero, per questo Natale. Lascio la parola a Paolo, vicepresidente del Consiglio Pastorale. Un breve ma sentito ringraziamento da parte nostra al Vescovo Corrado per la sua presenza e la sua testimonianza. Abbiamo bisogno di essere sostenuti e confermati nella fede. Ci dice Papa Francesco che il Natale è soprattutto incontro. Se ci pensiamo bene, tanto più l'incontro con gli altri si fa autentico, sincero e profondo, tanto più il lei cede il passo al tu, almeno ai giorni nostri. Pensiamo all'incontro, alla relazione con i nostri familiari, con le persone a noi più care e vicine. Addirittura siamo chiamati a dare del tu a Dio stesso. È su questa scia che mi permetto, prendendo in prestito la semplicità dei bambini, di farti i più cari auguri di Buon Natale a te, nostro Vescovo Corrado, e a tutti i tuoi collaboratori. Grazie ancora. Grazie Paolo, e ringrazio a nome tuo, attraverso di te, tutta la comunità della cattedrale che saluto e ringrazio, ma qui ci sono anche altri, saluto chiaramente anche loro e saluto coloro che hanno seguito la nostra liturgia attraverso la tenda TV e attraverso Radio Palazzo Carli. Buon Natale a tutti voi. Cari fratelli, portate le vostre famiglie e specialmente agli anziani o quanti non hanno potuto partecipare la gioia, l'augurio che ci viene da questa celebrazione che esterno, faccio con parole mie, buon Natale di speranza, buon Natale di solidarietà, buon Natale di semplicità di cuore. Credo che questi siano atteggiamenti che ci vengono insegnati dalla festa di oggi. Chiediamo la benedizione del Signore su di noi e attraverso le frequenze di Radio Palazzo Carli e della tenda TV anche su tutti coloro che stanno seguendoci. Il nostro venerato Padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli, che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Amen. Dio, che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. Dio, che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo,
vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'Assemblea celeste. Amen. Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Gesù